Questa è la raffigurazione della Santa Messa, dedotta dalle rivelazioni mistiche di alcuni santi e laici. In modo particolare ho fatto riferimento all'esperienza mistica, alla visione di Catalina Rivas. La Santa Messa quindi inizia con il segno della croce. Nel nome del Padre, il Padre è rappresentato in alto lì, coronato, circondato da tutte le schiere angeliche. Nel nome del Figlio, il Figlio lo troviamo qui rappresentato con un crocifisso e poi riprodotto anche a destra Cristo con la croce luminosa, lì già asceso al cielo. E dello Spirito Santo, raffigurato sotto le sembianze di una colomba, coronata, circondata da vari raggi luminosi che si estendono verso la restante opera. La messa quindi continua con le letture sacre, e lo raffigurate qui con un libro appoggiato sull'altare. A questo punto c'è Maria che spiega a Catalina che durante questo momento delle letture bisognerebbe stare veramente attenti, ascoltare profondamente e concentrarsi su una parola, ricordarsi questa parola per la restante parte della giornata e meditarla. Quindi una sorta di esercizio spirituale, perché alle volte si esce dalla messa senza ricordare nemmeno in effetti una frase, una parola. Si continua quindi con l'offertorio. Durante l'offertorio Catalina vede che ognuno di noi ha un angelo e nel momento in cui ognuno di noi esprime le proprie preghiere, le proprie intenzioni, il proprio angelo custode le raccoglie, le trasforma come in dei raggi, come in delle sfere luminose dorate e li porta dinanzi l'altare. E lo raffigurati qui con l'angelo vestito di giallo e l'angelo vestito di verde che tengono in mano queste sfere luminose. Si continua con l'acclamazione in cui si canta il Sanctus, quindi nel momento in cui si canta Santo, 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 appare nella parte alta dell'altare decine, centinaia, una moltitudine di santi, beati, martiri, angeli e i nostri familiari che già godono della gloria del paradiso. Io qui ho voluto raffigurare i santi a noi magari più noti. C'è Santo Stefano che tiene in mano una pietra e una palma, simbolo del suo martirio. A destra di Santo Stefano notiamo Santa Lucia, sempre con la palma. In basso a destra, con la croce luminosa, Santa Rosalia. Salendo un pochino c'è San Martino che tiene la sua eh, torcia. Eh, Poi troviamo Santa Rita con il suo velo e San Giorgio con la sua armatura. Salendo ancora più su troviamo San Bartolomeo con il suo vestito blu che tiene in mano il coltello, poiché lui è stato scuoiato vivo. Nella parte invece sinistra troviamo Maria. Maria è coronata con il suo stellario luminoso ed è affiancata da due angioletti. Poi c'è San Benedetto che tiene la croce luminosa, San Giuseppe con questo vestito arancione e marroncino, San Gregorio Magno che tiene la triplice croce dorata, San Paolo con la spada, Sant'Antonio con il giglio luminoso e in alto a destra c'è il re Davide con la sua arpa. La messa quindi continua con la consacrazione che è il culmine, il fulcro della celebrazione eucaristica. Ho raffigurato quindi questo sacerdote di spalle che tiene l'ostia. E in questo preciso istante Catalina, sempre durante questa apparizione mistica, vede che dall'ostia si estendono, partono come tantissimi raggi luminosi che illuminano tutta la chiesa. In questo momento lei vede anche che a destra e a sinistra dell'altare ci sono una moltitudine, tantissime persone, tantissimi popoli, come delle processioni, che si inginocchiano dinanzi a Dio, che guardano l'altare. Raffigurate, ecco qui, questa parte, poi nell'altra. Qui in questa processione ho voluto anche raffigurare la nostra patrona Maria delle Grazie, poiché
le processioni, cioè le devozioni, non sono poi fine a se stesse, ma è un modo comunque per ricongiungersi a Dio, cioè i santi filtrano la luce di Dio e la espandono, ecco, sulla terra tra di noi, quindi noi vediamo nei santi come uno strumento, un modo per sentirci più vicini a Dio. Tornando quindi alla celebrazione eucaristica, durante la consacrazione Catalina quindi vede questa moltitudine di persone che si inginocchia verso l'altare e a questo punto Maria dice una frase: mai un uomo è davvero uomo quando piega le ginocchia dinanzi a Dio. E spiega anche a Catalina che bisogna guardare l'ostia, bisogna guardare il sacramento nel momento della consacrazione, perché molti invece piegano, guardano il pavimento o chiudono gli occhi. Invece Maria spiega che bisognerebbe guardare il Santissimo Sacramento. Pausa. Da qui possiamo notare gli altri personaggi che sono sempre inginocchiati verso l'altare, concentrati nel momento della consacrazione. Andando invece nella parte bassa, qui ho raffigurato il Purgatorio. Mi sono ispirato molto ad alcune testimonianze mistiche avute da Maria Simma, San Nicola da Tolentino, Anna Pizzaevolo. Nel Purgatorio vi sono quelle anime che sono momentaneamente intrappolate tra le fiamme eh, e quindi vanno purificandosi fino poi a godere alla gloria del paradiso. Si purificano come? Attraverso le nostre preghiere, attraverso le preghiere dette soprattutto durante la Santa Messa. E qui lo raffigurate come dell'acqua fresca che, uscendo da delle brocche tenute dagli angeli, poste lì dinanzi all'altare, scende e va a refrigerare, va a spegnere le fiamme e va a dare refrigerio alle anime del purgatorio e le libera. Infatti c'è un'anima vestita di bianco che sta esultando e va verso il cielo alla gloria del paradiso. Tutti i personaggi quindi di quest'opera ruotano intorno all'altare, in segno quindi di rispetto verso l'Eucaristia, verso Cristo, tranne una figura in particolare. È piccolissima, ho voluto rappresentare simbolicamente il male, o meglio i sacrilegi eucaristici. È vestita di nero e dalle spalle all'altare. Quindi in quest'opera è stata raffigurata la chiesa purgante, la chiesa militante e la chiesa trionfante. Spero di essere riuscito a spiegare degnamente quest'opera e di avervi fatto scoprire o riscoprire la bellezza della Santa Messa.